Buongiorno, allora oggi parliamo di questo volume appena uscito dal Centro Studi Piemontesi di Vittorio Badini Confalonieri, Liberali Piemontesi e altri profili, a cura di Luca Badini Confalonieri, che sono io che adesso vi parlo. Questo volume raccoglie dei ritratti di 17 personalità della politica e della vita pubblica piemontese dell'Ottocento e del Novecento. Adesso non vi li elenco tutti i 17, insomma, da Pellico a Barbarù fino a Valletta, Cadorna, Edgardo Sogno. Sono 17 ritratti stesi appunto da Vittorio Badini Confalonieri, nato nel 1914, morto nel 1993, che è stata una figura eminente del Partito Liberale Italiano, nella Resistenza, nel CLN qui piemontese, poi all'Assemblea Costituente, è stato poi deputato per 5 legislature, presidente nazionale del Partito Liberale per 5 anni, presidente per 5 anni dell'Assemblea della Unione dell'Europa Occidentale, ministro, insomma una personalità rilevante del liberalismo piemontese e italiano. Questi profili sono stesi tra il 46 e il 90 e in molti casi sono qui per la prima volta pubblicati, a partire dal manoscritto dell'intervento orale. Comunque non sono mai stati finora raccolti in volume. Ecco, nell'ordine con cui sono presentate, queste pagine ripercorrono attraverso figure significative più di 150 anni di storia, dal 1830 circa fino al 1980 ed oltre, quindi storia prima del Piemonte Sabaudo, poi dell'Italia sotto i Savoia e infine dell'Italia repubblicana. L'intento naturalmente non è sistematico, ma il risultato serve sicuramente a rimettere a fuoco figure e problemi alla luce di una concezione generosa e alta del liberalismo, come profondo rispetto dell'altro nella sua diversità e nei suoi diritti. Badini Confalonieri non è uno storico, e quelli qui presenti non sono dei saggi storici, ma sono commemorazioni o scritti d'occasione, per esempio nell'occasione della pubblica presentazione di un volume, ma sempre redatti però con cultura ed eleganza. Le pagine per esempio su Sella o su Broferio, su Frassati o su Einaudi, su Brosio o su Guido Berzone, che è stato il prefetto della liberazione di Cuneo, gli interventi su Marcello Soleri, la performance difensoria di Badoglio, sono tutti ritratti che certo sono molto efficaci anche dal punto di vista letterario. Ho parlato di performance difensoria per le pagine su Badoglio. Ecco, direi che anche negli usi lessicali gli scritti rivelano che l'autore era avvocato, come molta della classe politica a lui contemporanea. Ecco, anche attraverso l'apparato di note il lettore è condotto, tra le altre cose, in queste pagine nel mondo dell'avvocatura piemontese e torinese dell'8 e del Novecento, tra l'altro con figure di avvocati scrittori come il già ricordato Angelo Broferio, ma come anche per esempio il casalese Carlo Nasi. Quali sono le caratteristiche di queste pagine, dell'approccio particolare di Badini Confalonieri, del suo liberalismo? Intanto direi il cattolicesimo. Non è un cattolicesimo così sbandierato, ma certo è presente, è coniugato in una prospettiva laica, ma non laicista, e credo che sia una caratteristica costante del suo impegno in questi più di 30 anni di vita politica. Un altro aspetto che balza significativamente fuori da queste pagine è la prospettiva sicuramente, risolutamente europea. C'è una bella commemorazione di Einaudi con cui la collaborazione, la sintonia
di mio padre sono stati particolarmente stretti, e mio padre ricorda in questa commemorazione di aver fatto stampare e distribuire alla macchia nel 1944 un libretto di Einaudi dal titolo I problemi economici della Federazione Europea, 1944. Più avanti, sempre nello stesso ritratto, cita la convinta professione di fede europeista espressa da Einaudi il 29 luglio del 1947 nel discorso pronunciato all'Assemblea Costituente in occasione della ratifica del Trattato di pace. Ecco, io a quel punto ho fatto una nota in cui informo che sono stato molto contento di rinvenire, identificare, datare un foglio manoscritto di mio padre, assai consumato, vergato su carta intestata di un hotel di Gstaad in Svizzera, nel cantone di Lucerna. Ecco, si tratta di un testo inizialmente appunto scritto a penna e poi continuato a matita, del suo intervento a una riunione di parlamentari europei organizzata proprio lì a Gstaad dal conte Coudenhove-Kalergi il 9 settembre del 1947. Ho trovato che poi mio padre era già stato a Gstaad sempre per una riunione di questo tipo nel luglio del 1947. Qui il 9 settembre del 1947 questo testo riporta la traccia dell'intervento di mio padre e significativamente mio padre cita esplicitamente il discorso di Einaudi del 29 luglio di quest'anno con queste calde parole sulla necessità dell'Unione Europea. Ecco, siamo quindi nel 1947, siamo proprio ai primi passi di quello che sarà poi nel 1948 la nascita dell'Unione Parlamentare Europea e di là a poco dopo il congresso dell'Aia la creazione del Consiglio d'Europa. Ecco, posizioni europeiste che in Einaudi venivano da lontano, Einaudi si era già pronunciato risolutamente per l'Europa nel 1918, all'indomani della Prima Guerra Mondiale, ma Badini dice esplicitamente che lì da Einaudi si è formato nella sua prospettiva europeista e sul suo insegnamento nacque così alla politica europeista convinto. E prosegue tra l'altro Badini dicendo c'è proprio un divario tra la generazione dei liberali della guerra vittoriosa, la prima guerra mondiale vittoriosa, cioè Vittorio Emanuele Orlando, De Caro, Villabruna, che erano ancora tutti sovranisti e nazionalisti in qualche modo, e questa nuova apertura europea di Einaudi e poi sulla traccia di Einaudi anche appunto di mio padre, che tra l'altro in vari altri capitoli di questo libro accenna all'importanza dell'apertura europea. Per esempio, a proposito di Quintino Sella, che aveva fatto i suoi studi all'estero, ha sempre avuto un'apertura europea, o di Alfredo Frassati. Cosa dire ancora? È interessante, inframmezzano questi profili degli squarci autobiografici molto riservati e contenuti ma significativi, per esempio sulle lezioni universitarie di Einaudi. Mio padre era stato allievo di Einaudi di Scienze delle Finanze qui a Torino, si era preso un bel 30, ne era contento, ma le lezioni universitarie di Einaudi, il periodo della Resistenza, dell'Assemblea Costituente, i lavori preparatori per la redazione del Trattato di Roma. Mio padre che ogni settimana andava al Béguinage della Val d'Uchesse vicino a Bruxelles per questa preparazione, la crisi del governo Tambroni e poi gli incontri con vari personaggi che aveva conosciuto direttamente, Villabruna, Salsa, Brosio, Valletta, Cadorna, eccetera. Anche alcune pagine per la Resistenza, dico solamente quando ricorda per esempio la Gina, la famosa portinaia di via Cibrario 68 dove si riuniva il Comitato di Liberazione Nazionale. Credo non abbiamo tempo per accennare a molte altre cose. Ecco, direi una cosa, ho accennato già a qualche aneddoto. Ecco, mio padre era un grande amava raccontare aneddoti, li raccontava sempre in maniera molto vivace e non noiosa. Ecco, credo che una ragione anche della vivezza di queste pagine è data anche dalla presenza di questi aneddoti. Se dovessi dirne un senso, secondo me si legano al fatto che mio padre
avere un'attenzione alle persone al di là di considerazioni ideologiche o settarie. C'era proprio questo gusto, questo amore, questo interesse alla vita, quindi un interesse anche appunto agli aneddoti, non tanto così in sé, ma come utili per capire tratti particolari delle persone di cui tratta. Ecco, direi che in questo interesse umano, in questa tollerante liberale apertura agli altri, anche se di pensiero diverso, sintomatica all'inizio le pagine su Cavour e poi su quello che era il suo nemico avversario Brofferio, ma mio padre cerca di dar conto dell'utilità di entrambi, anche se su posizioni diverse, alla costruzione dell'Italia. Ecco, attenzione, apertura agli altri, anche se di pensiero diverso, ecco, questa mi pare una caratteristica di questi testi. Una testimonianza di una concezione del liberalismo come un ideale di impegno personale, di rispetto profondo, che penso è stato in grado di illuminare tutta la sua vita. Grazie.